L'assemblea di Confartigianato Vicenza è stata l'occasione per la Confartigianato del Veneto per incontrare Luca Zaia in una sessione privata con tutti e 7 i presidenti del direttivo regionale per consegnargli un documento sul referendum del 22 ottobre per l'autonomia del Veneto. Un documento che guarda non al risultato del referendum ma a quello che succederà il giorno dopo, portando dei punti che per le piccole imprese sono fondamentali nel dialogo con lo Stato per avere delle autonomie che sono di interesse per la collettività ma anche per le attività produttive. Si spera che il referendum vada bene, non è un problema di sì, è un problema di quorum, però poi c'è molto da lavorare. Beh sì, peraltro lo dice anche la procedura, una delegazione trattante, ma ancora prima della delegazione trattante con Roma c'è la necessità del confronto con il territorio, quindi con gli artigiani, con Confartigianato, per valutare e magari aggiustare e approfittare dei suggerimenti di Confartigianato, di un'associazione così importante, anche rispetto alla proposta di trattativa e di intesa che proponiamo al governo. Le verrà consegnato un documento, però la gente può essere anche un po' spaventata di quello che è successo in Catalogna. Voi avete rimarcato la differenza sostanziale tra quello che avverrà qua e quello che è avvenuto lì? Ma guardi, il referendum del Veneto non c'entra nulla con quello catalano. I catalani chiedono che un pezzo di Spagna se ne vada dalla Spagna e diventi Stato a sé. I veneti chiedono che il Veneto possa avere all'interno dei confini nazionali più competenze. Se dovessimo fare un esempio come Trento e Bolzano, ovvio che questa è una partita importante, la riforma degli stati moderni va in questa direzione e a me spiace che ci sia qualcheduno ancora nostalgico che pensa che lo stato ideale sia quello nel quale la capitale gestisce tutto, perché poi vediamo che noi vogliamo assomigliare molto di più alla Germania e sempre di meno alla Grecia. Contributi dalla società civile verranno presi in considerazione? È solo uno sforzo così intellettuale o poi ci sarà un lavoro complesso della regione insieme alle parti sociali il giorno dopo, dal 23 di ottobre? Ma guardi, la procedura è molto semplice e il giorno dopo, meglio il giorno nel quale c'è l'ufficialità del voto, per un fatto anche di rapporti, di rispetto istituzionale, aspetteremo la Corte d'Appello che ci dà l'ufficialità del voto, avremo una delibera proposta da me in giunta che presenta la prima piattaforma di trattativa, che non è altro che la ripetizione delle 23 competenze previste dalla Costituzione, perché noi le chiediamo tutte. Dall'altro poi questa delibera va in Consiglio regionale nel giro di qualche giorno e il Consiglio regionale farà le prime audizioni con le parti ovviamente sul territorio, i stakeholders, gli artigiani, i sindacati, gli industriali, un po' tutti quelli che gli amministratori, i comuni, le province. Alla fine verrà approvato il progetto e verrà dato mandato al Presidente di andare a trattare. Ovviamente in itinere durante la trattativa il tavolo regionale funzionerà, perché poi dovremo capire in base alle competenze anche come vogliamo declinarle queste competenze. C'è una competenza delle 23 che prevede rapporti comunitari. Cosa significa rapporti comunitari? Significa in che maniera vogliamo gestire e quanta competenza vogliamo di questo. Oppure banche del territorio e casse rurali, fino a che punto e che competenza vogliamo gestire. E molto altro ancora come l'istruzione o altre competenze che sono importanti e strategiche per il nostro territorio. Il fatto che si tenga anche in Lombardia farà un asse ancora più forte tra queste due regioni che sono ancora molto simili e quindi possono collaborare ancora di più. L'asse c'è in questa fase principale che è quella del pre-referendum, del referendum, dopodiché nelle trattative immagino che a un certo punto poi le strade pian piano si separeranno perché poi ognuno ha le sue peculiarità. Faccio un esempio, noi abbiamo un modello di sviluppo che è strettamente antifordista, cioè dalla piccola e media impresa l'80% di imprese ha meno di 15 dipendenti, quindi se io vado a trattare competenze per le attività produttive immagino che saranno magari aspettative e richieste un minimo diverse rispetto alla Lombardia. Noi abbiamo 90.000 bambini delle scuole dell'infanzia che vanno in scuole private perché non c'è la scuola pubblica, in Lombardia questo è un altro esempio che non c'è. Siamo con Agostino Bonomo, presidente del Confartigianato del Veneto, incontro importante, tutta la giunta con il presidente Zaia perché la Confartigianato ha predisposto un documento, il referendum si sa, vincerà il sì, il problema è solo del quorum, quello che preoccupa la Confartigianato è il dopo,
cosa succederà? Certo, noi siamo già al 23 di ottobre, il giorno dopo il referendum, e abbiamo delle proposte in più da fare al Presidente Zaia, perché oltre alle materie in concorrenza con lo Stato che lui sta chiedendo, noi ne stiamo chiedendo ulteriori 4 e hanno a che fare con le peculiarità di questo territorio, perché stiamo chiedendo la formazione tecnico-professionale organizzata dalla Regione, perché la Regione Veneto ha delle peculiarità differenti dalle altre regioni, la legiferazione sui temi dell'artigianato, ma anche dell'agricoltura e del commercio, sempre per lo stesso motivo, una giustizia di pace organizzata dalla Regione, anche questa è una materia che è prevista dalla Costituzione, che andrebbe a togliere tutte quelle piccole liti che oggi intasano i tribunali e se organizzati dalla Regione Veneto verrebbero tolti dai tribunali, per cui con un iter per le cause più importanti molto più veloci, che renderebbero anche questo territorio più attrattivo da parte di investitori. E il quarto tema riguarda la contrattualistica. Su questo noi abbiamo competenze importanti, perché da sempre noi abbiamo una contrattualistica che è diversa rispetto al resto d'Italia, vorremmo fosse sancita anche da una legge regionale, sui temi riguardanti non solo i contratti ma anche il welfare, le politiche per la famiglia, la conciliazione fra i tempi del lavoro e i tempi della famiglia. Su questo noi siamo stati pionieri e vorremmo che tutto questo bagaglio anche di conoscenze avesse un impianto legislativo regionale che aiutasse e che potesse ancora far progredire su questo tema.